Le vacanze con i miei fratelli le trascorrevo a San Martino Valle Caudina, a casa dei nonni materni. Avevano un piccolo monolocale con un giardino detto più orto con le galline. In casa non c'era acqua e nemmeno i servizi igienici. Mia nonna Annunziata andava a prendere l'acqua per bere e lavarci dalla fontana pubblica che si trovava a circa 200 metri da casa. Oggi sono tornato qui, a San Martino Valle Caudina, il paese nativo della mia mamma e dei miei nonni, dove io dall'età di 7 anni fino a 13 anni venivo qui nel mese di agosto a trascorrere le vacanze. È qui che ho tanti ricordi e tante cose che ho fatto diversamente da Napoli, dove a Napoli avevamo il mare, qui invece c'è montagna, c'è aria buona e soprattutto c'erano dei cibi genuini che man mano poi vi racconterò in questo viaggio che faremo attraverso queste immagini che vi mostreremo. L'obelisco, questa passeggiata mi riporta indietro almeno di 60 anni. Qui ci dovrebbe essere la piazza con il municipio, dove spesso allestivano il palco per le serate, e proprio qui nella piazza c'è stato il mio concerto, l'unico fatto a San Martino Valle Caudina, con i Cimarosa negli anni '80. E questo praticamente è la strada che ci porta alla piazza, ma ovviamente negli anni che venivo io non era così, c'era un'unica strada, tutto questo non c'era e si arrivava lì alla piazza ed è lì che poi si concentrava maggiormente la festa, c'erano le giostre, insomma, e il palco per fare poi le serate con i cantanti. Perché la cosa bella di questo paese è che c'erano varie posizioni, la piazza, l'anfiteatro e lo stadio. Ovviamente più il nome era importante e risonante, più ci voleva più spazio e quindi si andava ovviamente spesso allo stadio. Questo 3 ruote qui, messo come monumento, all'epoca non c'era, e credo che queste anfore rappresentino un po' i recipienti che le donne portavano per raccogliere l'acqua. Ovviamente non erano così grandi, ma erano di questa forma, perché io mi ricordo che la nonna metteva questa grossa conca di rama piena di acqua, tenendola in equilibrio senza farla cadere, e nelle 2 mani portava queste brocche di questa forma, nere mi ricordo, che servivano per bere. Noi ragazzi che volevamo bere più spesso, la nonna ci rimproverava perché finiva subito e quindi era faticoso poi ritornare alla fontana. Vedete questa montagna dove c'è la croce? Quando ero ragazzo, che soprattutto a Pasquetta eravamo qui con i nonni, si diceva "Iam ngoppa a croce", si saliva a piedi e si andava sulla montagna e si arrivava fino alla croce e lì si faceva una piccola scampagnata con il casatiello, insomma i dolci di Pasqua, e lì si trascorreva la Pasquetta con i nostri genitori. Tanti bei ricordi, insomma, di questo meraviglioso paese che dopo anni ho riscoperto. Mia mamma, che fino all'età di 14 anni ha vissuto qui con i nonni, a 15 anni andò via da San Martino per andare a Napoli a lavorare e lì conobbe mio padre e poi ritornò qui per sposarsi in questa chiesa. Mia mamma non ha una fotografia del suo matrimonio e sapete perché? Perché il fotografo era uno che gli piaceva bere. Alzò il gomito, dopo mangiato, buttò la macchina fotografica nel fiume e quindi tutte le foto andarono perse. E mia mamma non ha potuto farci vivere quel giorno perché il fotografo, pace all'anima sua, aveva buttato la macchina fotografica nel fiume. Adesso ci porteremo verso la fontana, vi faccio vedere dove la mia nonna e anche mia mamma andavano a prendere l'acqua. Quest'acqua è un'acqua speciale. Mio nonno diceva che quando bevevi a questa fontana
ti nutriva talmente tanto che non avevi voglia di più di mangiare, ti riempivi. E ci voglio riprovare, perché questa è una fontana che è uguale, identica. Da qua lavavano, è un lavatoio, vedete, c'è la pietra dove le donne lavavano i panni, e qui praticamente c'era la fontana per prendere l'acqua. Non la vedete? Fredda, bella, che scende, acqua di Serino pura. Qui c'era un fiume che scorreva, adesso è poco l'acqua, però era pieno. Là non c'era tutto questo muro, la vegetazione, e c'erano le donne che lavavano le lenzuola sulle pietre e cantavano una canzone meravigliosa che io non sapevo che cosa fosse. L'ho scoperta poi negli anni, che era Yesh Sola. Il testo diceva proprio un inno al sole che non usciva, era coperto dalle nuvole, e le donne cantavano e invocavano il sole ad uscire. Yesh Sole, Yesh Sole, Yesh Sole, non farci sospirare, non ci fa sospirare. Yesh, per asciugare i nostri panni che abbiamo speso tanto lavoro e tanta fatica per farlo. E quella era Yesh Sola, e da lì nasce la canzone napoletana. Poi nel prendere l'acqua dalla fontana con la conca di rame, e mia nonna accennava ad una canzone che pure quella mi è rimasta sempre nella testa, che poi da grande ho imparato e ho anche cantato. Me la sono ricordata perché mi ha riportato al freddo di questo paese in inverno, perché in estate era bello, ovviamente faceva caldo e si stava bene, ma in inverno faceva veramente freddo. La canzone che cantava mia nonna era questa, ve l'accenno a cappella, ok? Vierna che freddo in tasto cuore, e solo tu che mi può dare calore. Tu stai lontano e non ti fai vedere, tu stai lontano e non ti cure me. Mi sono spostato adesso verso lo stabile della Proloco di San Martino Valle Caudina. Uno dei promotori che ha voluto la Proloco in questo paese è stato Gianni Raviele, e lui praticamente negli anni 70 ha creato questa Proloco e ha portato qui artisti di tutto il mondo. Pensate che all'epoca si facevano tra i vari paesi del circondario, ma non solo, ma anche in Italia, cercavano tutti di imitare l'estate sammartinese, che durava 20 giorni nel mese di agosto, e passavano i più grandi cantanti, i più grandi artisti, da Lucio Dalla, Gianni Morandi, Bobby Solo, Peppino Di Capri, tutti sono passati qui a San Martino Valle Caudina, ed anch'io ho avuto l'onore con i Cimarosa, verso l'inizio degli anni 90, di fare un concerto nella piazza. Entriamo adesso nella Proloco per farvi vedere veramente la storia. Venite. Qui c'è l'immagine di Sant'Antonio, e questo mi fa ricordare che questo paese è devoto a Sant'Antonio. La prima domenica di agosto si faceva, e penso che si fa ancora, una processione, i Ceri di Sant'Antonio, se non sbaglio. Ed era una festa che io ricordo, perché si portava il santo sulle spalle per tutto il paese e si fermava vicino a tutte le case, i palazzi, le cose, dove la gente scendeva e gli appuntava con uno spillo dei soldi di carta. Oh, guardate, qui c'è un quadro che mi ricorda la mia infanzia a San Martino. L'impasto del pane, di questo tarallo che si chiamava, se non sbaglio, Opizpalum, qualcosa del genere, che si faceva soprattutto nel periodo di Pasqua. Qui stanno facendo degli gnocchi, perché veramente San Martino si mangiava anche molto bene, e si mangia ancora molto bene. Guardate qui quanti artisti, quello che vi dicevo poc'anzi: Morandi, Casella, Lucio, Angelo Baraldi, Monica Vitti. Qui c'è Gianni Raviele. Lui, grazie alla sua esperienza della RAI, ha voluto fortemente che San Martino fosse portata
agli albori come paese di cultura. Ah, qui ci sono gli amici della Proloco. Gennaro è il segretario della Proloco. Gennaro, devi sapere che tra tutti questi nomi che hanno cantato qui praticamente a San Martino, anch'io, non mi ricordo bene l'anno perché ormai sono passati tanti anni, ho suonato nella piazza però, dove furono allestite a mo' di teatro con le sedie e facevo un concerto della canzone classica napoletana con il mio gruppo I Cimarosa. Speravo di trovare qualche cosa da qualche parte, però... Ti dico che c'è. Sicuro? E ti accompagno a vederlo. Guarda qui, 1980. Ecco qua. 17 agosto 1980. Eccolo qua. È una data storica, 17 agosto. Poi figurati, noi che eravamo scaramantici, proprio il 17 agosto abbiamo suonato. Mi ricordo che fu molto bello il concerto, la gente apprezzò molto perché poi i cittadini e gli abitanti di San Martino è gente che ha una cultura musicale molto ampia, spazia dal rock alla musica classica, alla canzone classica napoletana e sono dei veri cultori. Comunque devi sapere che noi abbiamo conservato tutte le locandine, tutti i manifesti, tutte le foto e gli abbiamo dato valore. Adesso se vuoi ti accompagno nella stanza degli artisti. Ma con piacere. Beh, qua onestamente ci figurano poco, Questo è il dottore Sedano. Ha una modica altezza di più di 2 metri. Qua in questa stanza poi mi vengono in mente tanti ricordi perché alcuni spettacoli io li ho visti anche da ragazzo praticamente, perché tu devi sapere che io nel mese di agosto venivo qui e stavo con i miei nonni. Eri di casa, insomma. Ero di casa. Poi a San Martino si faceva un pane, si faceva il pane come si faceva una volta, non con le macchine, ma tutto a mano. E quando il pomeriggio alle 4:30 usciva il forno, mia nonna chiamava mio nonno e diceva «Mica è asciutto il forno!» Lui attraversava la strada, pigliava questa ruota calda, che poi ci mettevano sempre un po' di farina sopra, no? Massaggiavano un po' di farina sopra prima di dartelo. Lui pigliava il coltello, le apriva in 2 parti, pigliava della mortadella, perché il prosciutto non so potevamo permettere ancora, metteva questa mortadella in mezzo al pane, chiudeva e tagliava a fette. E noi, poiché eravamo 10 nipoti, lui da quella ruota faceva 10 colazioni e noi il pomeriggio era il nostro pranzo. Però Genna, credimi, tu c'hai il mio stesso nome, no? Credimi, il profumo di quel pane e di quella mortadella e la squisitezza la ricorderò ancora oggi che tengo in età. Genna, innanzitutto complimenti perché riuscite ancora a mantenere una tradizione viva. Permettimi di donarti il mio libro, che poi tutto ciò che stiamo facendo praticamente è per arrivare a questo libro che io ho scritto 3 anni fa. Si chiama 29 settembre 1953, è la mia data di nascita, quindi hai capito pure quando anno tengo, insomma, no? Quest'anno compirò i famosi vabbè, non lo diciamo, facciamo fare i conti alla gente, magari qualcuno si sbaglia. Quindi ti regalo con piacere il mio libro che dovrai leggere, dove parlo della mia storia di artista e di imprenditore. Accetto volentieri, lo metterò nella biblioteca che abbiamo. Grazie, è stato un piacere e ti ringrazio per l'ospitalità. Evviva San Martino! Evviva San Martino!